Un guasto meccanico. Dalla sua cella nel carcere veneziano della Giudecca, Angelica Hutter, la 33enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore, in cui sono morti Marco, il figlioletto Mattia Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin lo scorso 6 luglio, si starebbe giustificando così. Sarebbe convinta che a causare l'investimento possa proprio essere stato un problema all'auto, che aveva percorso tanti chilometri da ottobre dello scorso anno in poi, tra la Baviera, la Grecia e l'Italia. Una giustificazione che indigna i familiari delle 3 vittime per questo tentativo, scrivono dallo studio legale che li rappresenta, il 3A, di chiamare in causa un guasto e per il suo tardivo pentimento. Finora avevano preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso, ma leggere queste dichiarazioni per loro è stato troppo. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze della tragedia, scrivono i legali, non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto. Difficile poi dimenticare quel video in cui si sentono i 2 botti fortissimi. Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza. Hanno dichiarato Elena Potente, che quel pomeriggio ha perso il figlio, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, fratello di Marco. I familiari poi si dicono anche perplessi, se non offesi, in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che la Hutter dice di provare e che, dicono, contrastano con la condotta tenuta nell'immediatezza dalla donna, che si è letteralmente disinteressata, chiudendosi nel silenzio come se nulla fosse accaduto. Intanto il periodo di carcerazione preventiva continua in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale del riesame di Venezia, che difficilmente avrebbe concesso la libertà, se non altro per il pericolo di fuga.